L'antica valle del Mis è un sistema complesso e delicato, modellato nei millenni dalle acque. Quelle dei ghiacciai vallivi prima, quelle dei corsi d'acqua e quelle nascoste dai fenomeni carsici poi. Il fondovalle è occupato da un lago artificiale, alimentato dal torrente Mis e da vari affluenti laterali, tra cui il Falcina e il Brenton. Nel 1966 l'area fu sconvolta da una spaventosa alluvione. Un facile e breve percorso ad anello, con spettacolari ponticelli in legno, permette di visitare la zona iniziando dalla estremità settentrionale del lago. Il sentiero, che si incontra prima di attraversare il ponte sulla destra orografica della valle, conduce alla prima tappa del percorso, la Valle del Brenton. Questo affluente, prima di gettarsi nel lago, ha scavato nelle rocce circostanti una spettacolare serie di marmitte di evorsione, cavità semisferiche profonde anche qualche metro, collegate da piccole cascate e scivoli di roccia. Sono i cosiddetti cadini del Brenton, risultato dell'erosione delle impetuose acque del torrente e famosi per le loro acque smeraldine. L'escursione lungo il sentiero copre 11 delle 15 marmitte esistenti, offrendo al visitatore uno spettacolo indimenticabile. Terminata la visita ai Cadini, si ritorna al ponte sul lago, da cui la vista sul canale del Mis. La valle, entro cui scorre l'omonimo torrente, è maestosa oltre che millenaria, testimonianza dell'instancabile azione dell'acqua sulle formazioni di Dolomia principale. Pino nero, faggio, pino silvestre e pino mugo sono le specie vegetali prevalenti. Superato il ponte, si prosegue fino alla chiesetta di San Romedio. Fino alla cascata della Soffia, un salto di ben 12 metri in un ambiente di forra tra tassi e gigli dorati.
poco a monte del lago le sorgenti carsiche di La Stua, acque che sgorgano dalle rocce della Dolomia principale, costituiscono una tappa fondamentale per completare l'itinerario. Esse rappresentano infatti una delle principali direttrici del drenaggio sotterraneo dell'altopiano carsico dei Piani Eterni. Un vasto altopiano nel cui sottosuolo il carsismo è il fenomeno dominante.